È finita a reti inviolate la sfida tra Nuorese e Viterbese. Per i verdiazzurri un buon punto contro una squadra costruita per vincere il campionato. I laziali partono forte e sfiorano l'1-0 al primo minuto con Noman che costringe Frasca alla deviazione laterale. Al quinto Viterbese è vicino al vantaggio con Cufa che su corner non riesce a deviare la palla che sfila lateralmente. La risposta alla Nuorese arriva al sesto minuto su azione di punizione. Dalla destra Bianchi imbecca Messina in area, la deviazione del difensore finisce di poco al lato. La Viterbese fa la partita e un tiro velenoso di Cufa al 10° minuto costringe Frasca ad una super parata. Ma la gara è aperta con le due formazioni che non fanno le barricate. Al 14° ospiti in gol con Noman, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La Nuorese è attenta, è pronta a ripartire come al 17° con Veracchi che salta un paio di avversari, arriva al limite e calcia, ma la palla finisce fuori. La sfida è piacevole con continui rovesciamenti di fronte. Al 27° Cufa di testa manda fuori di poco. Al 38° ci prova la Nuorese con uno scambio tra Veracchi e Cappai. L'attaccante manda al tiro il centrocampista che scivola al momento della conclusione a giro e la palla finisce fuori. La Nuorese sfiora l'1-0 con Fall, punizione di Veracchi per il centrocampista che sale altissimo e di testa manda fuori. Nel recupero la Nuorese ci prova con Sumaré che lancia a Cadau. La palla arriva a Veracchi che tira ma un difensore si oppone. Nella ripresa il copione non cambia con la Viterbese che cerca di imporre il proprio gioco e la Nuorese è pronta a colpire. Al sesto ci prova Veracchi dalla distanza senza esito. I laziali sfiorano il gol con Nuvoli che entra in area ma trova l'opposizione di Frasca che di piede respinge salvando il risultato al 10° minuto. La Viterbese è sempre pronta a colpire come al 14° con Giannone su punizione ma Frasca respinge in due tempi. I verdiazzurri replicano al 20° con Sumaré su punizione, ma il portiere Pini si supera deviando in corner. Il bomber Noman, uno dei migliori tra i laziali, ci prova fino all'ultimo e al 27° sembra inquadrare la porta, ma la palla finisce fuori di poco. Al 35° le ultime occasioni per gli ospiti con tiri ripetuti, ma l'azione insistita si conclude con una parata di Frasca.